Fiumi di cocaina fra l'Agrigentino, il Nisseno e il Catanese, 40 le persone ritenute responsabili, 25 le misure cautelari eseguite all'alba dalla polizia. Chiusi ambulatori privati per 4 giorni, chiedono risorse reali e l'abbattimento delle lunghissime liste. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani a Comiso per promuovere lo sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto. La 75esima edizione del Mandorlo in Fiore inaugura il calendario degli eventi oggi con il Carnevale del Mondo 2023. Oggi allegria, divertimento, sfilate dei carri e premiazione finale al Carnevale Ravanusano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Fiumi di cocaina fra l'Agrigentino, il Nisseno e il Catanese, 40 le persone ritenute responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e in alcuni casi anche di armi. 25 sono finiti in carcere, di cui 14 di Licata, 1 di Canicattì, di Gela, 2 di Catania e 2 Campania. Una donna di Licata è sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia sono state eseguite all'alba dalla polizia. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La Polizia di Stato all'alba di oggi nei territori di Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata ha dato esecuzione a 26 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia. La squadra mobile di Agrigento ha condotto una complessa e articolata attività investigativa protratta per oltre 1 anno e mezzo che ha interessato gran parte dei territori della provincia di Agrigento, nonché parte di quella nissena e catanese, permettendo di deferire all'autorità giudiziaria oltre 40 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga, in alcuni casi anche di armi. Secondo le valutazioni del GIP risultano destinatari della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ben 25 soggetti, di cui 14 di Licata, 1 di Canicattì, 6 di Gela, 2 di Catania e 2 Campani. Inoltre una donna di Licata è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività investigativa è stata condotta nell'Interland licatese, in particolare nell'agglomerato abitativo popolare, tradizionalmente noto a Licata come Bronx. Proprio per tale circostanza ha reso l'indagine particolarmente complessa e articolata nelle sue varie dinamiche, anche in ragione della conformazione topografica del citato quartiere, nonché dell'omertà che caratterizza l'area oggetto di indagine. Le investigazioni sono state avviate nei confronti di uno degli indagati che nell'ottobre del 2020, a distanza di soli 2 giorni, si era reso protagonista di 2 episodi caratterizzati dall'utilizzo di armi da fuoco, uno verificatosi in Licata e uno in Gela, nel quale l'indagato era rimasto vittima. Emergerà successivamente dalle indagini che con la famiglia del suo aggressore gelese, il presunto capo dell'organizzazione licatese avvierà una pactum celeris, finalizzato alla commercializzazione di stupefacenti. L'indagine svolta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale dedito alla commercializzazione dello stupefacente localizzato sul territorio di Licata e che aveva ramificazioni per l'approvvigionamento di stupefacenti anche nelle province limitrofe di Caltanissetta e di Catania. Numerosi soggetti sono stati individuati quali assuntori di stupefacenti. Inoltre la brillante operazione di polizia giudiziaria consentiva di acquisire gravi indizi sul ruolo di ciascun compartecipe, superando tutte le argute accortezze poste in essere dagli odierni indagati, tesi a neutralizzare l'efficacia di interventi a sorpresa delle forze dell'ordine, come ad esempio l'installazione di numerosi impianti videosorveglianza, la predisposizione di soggetti aventi il compito di controllare gli accessi alla base operativa dell'associazione e il sistematico ma vano utilizzo dei social network con la messaggistica istantanea. La struttura operativa
dell'associazione indagata si dimostrava particolarmente efficace e pericolosa in quanto capace di stringere accordi criminali con altri soggetti dediti alle stesse attività, radicati nei territori di Gela e Catania, aprendo altri scenari investigativi sui quali la squadra mobile raccoglieva gravi indizi che con il sequestro di rilevanti quantità di cocaina. L'esecuzione ha visto anche il coinvolgimento di oltre 200 poliziotti della squadra mobile di Agrigento, con l'ausilio della squadra mobile di Caltanissetta, del personale della polizia scientifica, del reparto prevenzione e crimine di Palermo, Catania e Siderno, dei reparti mobili di Palermo, del reparto volo di Palermo, dei commissariati della provincia, nonché delle unità cinofile antidroga di Palermo. Momenti di tensione si sono registrati stamani davanti alla questura, dove alcuni dei familiari degli arrestati se la sono presa con i giornalisti, con i videoreporter, i fotografi che facevano le riprese e anche con i passanti, tanto che è dovuto intervenire anche il reparto mobile in tenuta antisommossa. Baci e saluti tra chi usciva dalla questura e i familiari che attendevano l'uscita dei propri congiunti. L'operazione ha visto anche l'uso dell'elicottero della Polizia di Stato. Lite in tarda serata finisce in tentato omicidio, prova ad uccidere il coinquilino dopo una lite per futili motivi, accaduto in un condominio a Messina. Vediamo. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone di Mazzarrà Sant'Andrea, già note alle forze dell'ordine. Sul loro conto il GIP ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione illecita di armi comuni da sparo e clandestine, porto abusivo d'armi e ricettazione. Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti dell'attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e condotta dai carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, a seguito del ferimento con colpi d'arma da fuoco di un cittadino marocchino, avvenuto nel mese di gennaio dello scorso anno. Ad insospettire gli uomini dell'arma è stato il fatto che l'uomo era giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo accompagnato dai 3 indagati con mezzo privato, piuttosto che con l'ambulanza del 118. Nella circostanza le persone che avevano accompagnato il ferito avevano dichiarato ai carabinieri che l'uomo era stato attinto da un proiettile vagante in una zona boschiva, mentre erano impegnati nella raccolta di verdure selvatiche. Sono state pertanto avviate le indagini che, condotte con servizi di osservazione, interventi e pedinamenti, nonché attività tecniche, hanno consentito ai carabinieri di confermare che il ferimento del cittadino marocchino era avvenuto accidentalmente, ma contrariamente a quanto dichiarato ai militari, era stato riscontrato che lo sparo del colpo era avvenuto durante una battuta di caccia, condotta dai 3 arrestati con armi illecitamente detenute. Infatti, con il supporto dei militari dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, all'esito delle perquisizioni effettuate presso i domicili degli indagati, i carabinieri hanno trovato 2 carabine ad aria compressa, un fucile da caccia e polvere da sparo illecitamente detenute. Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti presso i propri domicili con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Sanità privata in sciopero, chiusi ambulatori per 4 giorni. I sindacati hanno stilato un elenco di richieste indirizzate all'assessore regionale a ramo Giovanna Volo, tra cui risorse reali e l'abbattimento delle lunghissime liste di attesa. Il servizio di Giuseppe Moscato. La sanità territoriale siciliana si ferma dal 21 al 24 febbraio per non fermarsi per sempre. E questo è lo slogan che le organizzazioni sindacali di categoria delle strutture che erogano la prestazione specialistica in Sicilia hanno coniato per protestare contro quello che è un sottofinanziamento della specialistica territoriale in Sicilia che obbligherà il malato siciliano a pagarsi direttamente la prestazione. Ne parliamo con il segretario regionale del sindacato AMSA FKT, Lillo Montaperto.
Sì, da oggi noi inizieremo lo stato di protesta andando a conclusione, partito già con lo stato di agitazione proclamato circa un mese fa, ma considerato il muso duro con cui siamo arrivati, proprio muro contro muro con l'assessorato alla sanità, il quale non vuole retrocedere su atti decretizi pubblicati a settembre, quindi dalla vecchia amministrazione, non tenendo in considerazione del danno che si fa sul territorio e del danno che si fa andando ad abbattere i budget alle strutture. Intanto tengo a precisare che quando si parla di abbattimento budgettuale non sono soldi che vengono nelle tasche dei professionisti, ma sono soldi specificatamente da spendere sul territorio in termini di richiesta di prestazioni sanitarie. Per cui inviterei anche la collettività a partecipare, a unirsi a noi, perché la nostra lotta non è finalizzata alla nostra professione, ma bensì ad andare a ripristinare un diritto leso sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione sperperato dai nostri politici, i quali oggi hanno perso il reale controllo della stessa politica come strumento nobile atto a migliorare la qualità del paziente e quindi del territorio. Quindi nello specifico chiediamo il ripristino di questi decreti deleteri e regionalistici che non hanno senso di esistere perché non possono reggere realmente quella che è la dignità umana in termini di richiesta di salute. Il malato al centro della vostra attenzione, una prestazione specialistica che si ferma dal 21 al 24 ma rischia di fermarsi per sempre. Perché? Rischia di fermarsi per sempre sicuramente non per noi, ma come sistema erogativo in uno Stato democratico, in uno Stato che vuole garantire realmente quelle che sono le prestazioni che danno dignità all'uomo. Quindi dico, una di queste è l'assistenza sanitaria che oggi piano piano sta per essere erosa da un sistema sociopolitico poco sensibile nei confronti di chi ha reale necessità. Da oggi e fino a venerdì ambulatori chiusi e venerdì manifestazione a Palermo. Sì, anche perché vogliamo dimostrare, per come realmente è stato anche discriminato da come dire, soggetti organi istituzionali, disattendendo quello che è previsto dalla 502 del 92 e dalla 229 del 99, dove noi erogatori di sistema privato siamo equiparati al pubblico, anzi dico di più, forse oserei dire anziché pubblico-privato, privato-pubblico, perché il 75% certificato di prestazione sul territorio viene erogato dal privato, quindi se viene colpito il privato ovviamente viene colpito il cittadino. La Regione non può naturalmente farsi sorda a questa richiesta che colpisce uno dei settori cardini della vita del cittadino, ovvero la propria salute. Finirà bene? Io auspico di sì, sostanzialmente sono molto fiducioso anche perché confido nella sensibilità dell'assessore Volo, confido soprattutto nella sensibilità del Presidente della Regione che in periodo di campagna elettorale tanta sensibilità ha mostrato nei confronti dei bisognevoli. Al via oggi a Palma di Montechiaro i lavori di consolidamento del costone Orti che si trova sotto il Palazzo Ducale e la Villa Comunale. Il progetto dovrebbe essere ultimato in 6 mesi. Arturo Cantella. Al via stamani i lavori di consolidamento del costone di Contrada Orti sottostante la Villa Comunale. Un finanziamento importante è la 20ª posa della prima pietra nel comune del Gattopardo a Palma di Montechiaro, alle pendici proprio del Palazzo Ducale. Il finanziamento della regione siciliana, verrà creata anche una passerella che da Contrada Orti potrà raggiungere il Belvedere, un ennesimo traguardo dell'amministrazione attiva del comune palmese, così come ci dichiara il primo cittadino di Palma, Stefano Castellino. L'ennesima posa della prima pietra a Palma di Montechiaro. Anche oggi abbiamo il piacere, l'orgoglio e l'onore di inaugurare l'ennesimo cantiere. Qui si tratta del consolidamento di Contrada Orti. Siamo alle pendici della Villa Comunale, del Palazzo Ducale, della meravigliosa piazza della Chiesa Madre. Verrà consolidato il costone grazie a un finanziamento della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente. Finalmente gli immobili non avranno più il vincolo R4 e quindi potranno essere risanati e potranno avere la possibilità di migliorare le condizioni di vita degli stessi nostri concittadini. Dall'altro lato avremo finalmente la sistemazione di quel canale lì che attualmente era completamente all'aperto e verrà creata una passerella che da Contrada Orti potrà raggiungere una meravigliosa piazza del 600 e poi ci sarà un belvedere bellissimo
che ci consentirà di vedere di vedere il Mediterraneo di fronte a noi e alle nostre spalle i luoghi del Gattopardo. Siamo contenti, siamo orgogliosi di questo ennesimo traguardo e ringrazio l'ufficio tecnico, perché senza il quale non sarebbe mai possibile raggiungere questi traguardi. Ringrazio i miei collaboratori, gli assessori e i consiglieri comunali, in particolare quelli di maggioranza, perché non fanno mai mancare il loro sostegno e consentono al sindaco e alla propria amministrazione di lavorare nella massima serenità. Un ringraziamento va al Presidente Musumeci, il nostro Presidente uscente, per questo finanziamento insieme alla Giunta di allora, e al Presidente Schifani e all'attuale governo per continuare in quel percorso di crescita che la nostra regione aspettava da tantissimo anni. Questo finanziamento è di circa 2 milioni di euro e speriamo nel giro di 6 mesi di avere conclusi i lavori, compatibilmente con quelli che potranno essere gli imprevisti, stante la difficoltà stessa del cantiere e delle opere che, come vedrete, sono in luoghi di difficile accesso. Speriamo altresì, in collaborazione con la sovrintendenza, di poter ripristinare l'antico cammino che il nostro Duca Santo Giulio Tomasi percorreva da Palazzo Scolopi fino a raggiungere la grotta del Rito, che rappresentava nella piazza di Palma, che era una nuova Gerusalemme, la grotta della Natività. La 75esima edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dal 5 al 12 marzo ad Agrigento, inaugura il calendario degli eventi oggi con il Carnevale del Mandorlo 2023. Gli alunni vestiti in maschera in piazza Cavour con la Casa del Musical e la Compagnia del 9 per celebrare l'arrivo della primavera. C'è il servizio. Al via Samani il Carnevale del Mandorlo in Fiore 2023, complice una bella giornata di sole. Gli alunni si sono vestiti in maschera e ogni istituto ha presentato le sue figure carnascialesche. Le scuole che hanno aderito all'iniziativa sono state quelle della Rita Levi Montalcini, Agrigento Centro e Seneto e Quasimodo. L'evento è stato organizzato dalla locale Proloco di Agrigento, ha visto il corteo partire da Piazza Stazione fino ad arrivare in Piazza Cavour. Insomma, un momento di grande festa, quella di stamattina, dopo lo stop della pandemia che ci ha visti chiusi per 2 anni. Una festa, una meraviglia di colori, guardate i fiori meravigliosi, gli uccelli, gli alberi, le farfalle, i grilli, è una primavera, la primavera che finalmente è sbocciata preventivamente ad Agrigento, la primavera del Mandorlo. In attesa che arrivino i gruppi folcloristici noi abbiamo già la primavera e il Mandorlo in Fiore oggi qui. E oggi inizia, quella che è l'anteprima che ci porterà al Mandorlo in Fiore dal 5 al 12 marzo. Questa mattina una piazza, un Agrigento bella, colorata e ricca di tanti bambini, tante scuole. Ringrazio le scuole primarie che hanno aderito a questa manifestazione promossa dalla Proloco e patrocinata dal Comune di Agrigento. Quindi oggi è una giornata di festa, una giornata d'allegria, una giornata che anticipa la nostra primavera con il Mandorlo che vediamo già fiorito qualche settimana. È un evento molto bello perché finalmente dopo gli anni duri della pandemia vedere tutti questi bambini liberamente giocare, passeggiare, divertirsi e esprimere anche le loro attività che durante l'anno preparano nelle scuole è veramente una grande gioia per l'amministrazione comunale. Ci sono tantissime scuole coinvolte, si parla di 600, 700, 800 ragazzi, quindi i dati più precisi li sapranno i ragazzi della Proloco che appunto hanno organizzato l'evento e l'hanno definito nei dettagli, quindi però ci sono migliaia di persone presenti anche con i genitori e chi ha accompagnato i bambini e le maestre. Un grande inizio per il Mandorlo in Fiore, credo, con tantissime scuole presenti, più di 1200 bambini, con 4-5 istituti di Agrigento e tutti i genitori. Poi questa giornata baciata dal sole credo sia un grande inizio e un grande auspicio per il Mandorlo in Fiore. Ricordiamo il Festival dei Bambini, in cui tu sei uno dei fondatori insieme a Giovanni Di Maida. Anticipaci qualcosa magari. Quest'anno per il 20°, siamo arrivati già al 20° anno del Festival dei Bambini del Mondo, avremo 10 gruppi internazionali, quindi la prima volta che abbiamo così tanti gruppi dei bambini qui ad Agrigento. Avremo ben 6 gruppi intercontinentali che verranno dalla Sri Lanka, dall'India, dalla Corea, dal Messico, Panama e Perù e in più altri 4 gruppi europei, naturalmente tutti i gruppi agrigentini. Una grande festa. E
Ecco, come vivono i ragazzi questo momento? Una bellissima esperienza, infatti i ragazzi sono anche qua, che abbiamo realizzato tutti i cappelli con i fiori, la primavera, abbiamo tanti artisti. Poi abbiamo anche un alunno che hanno realizzato tutto fatto da loro. Grazie. Carnevale ravanusano, allegria, divertimento e maschere di ogni tipo, ma anche sfilate di carri, gruppi mascherati ed oggi la premiazione. Vediamo. Signor Sindaco, il carnevale ravanusano impazza tra carri, musica, colori e allegria. Soddisfatto? Abbastanza soddisfatto, credo che dopo 2 anni abbiamo ripreso alla grande, i ragazzi ci hanno dato una grande mano, siamo 5 carri allegorici che stanno sfilando per le mie cittadine. Ieri sera abbiamo iniziato con la discoteca in piazza, lo seguiremo anche stasera fino a martedì che sarà la serata conclusiva. A martedì avremo nuovamente la sfilata dei carri, sarà determinato il vincitore di questa 35esima edizione del Carnevale ravanusano. Si aspettava questo successo? Era nell'aria perché avevamo capito che comunque nella zona eravamo rimasti tra i pochissimi comuni che sono riusciti ad organizzare il Carnevale, perché sia Canicattì che Sciacca hanno deciso di rinviare nel mese di maggio e quindi ci aspettavamo questa grande presenza di pubblico. Speriamo che si riescano a divertire assieme ai ravanusani, anzi sono sicuro che si divertiranno. Lunedì ci saranno sempre DJ in piazza, DJ di fama nazionale, la stessa cosa a martedì, ci sarà nuovamente, come dicevo, la sfilata dei carri, poi prima della discoteca martedì la giuria darà il responso e quindi sapremo il carro vincitore e poi continueremo a ballare fino alle 4 del mattino aspettando poi il prossimo carnevale. Al via le manifestazioni di carnevali in provincia, momenti di tensione si sono avuti nella città di Ravanusa e di Cattolica Eraclea, dove è stato anche sospeso per i restanti giorni i festeggiamenti. A Ravanusa un 16enne è stato ferito da una coltellata, finisce in ospedale al Barone Lombardo di Canicattì. Per fortuna nulla di grave è accaduto all'adolescente di anni 16, in quanto pare una lite durante la notte al termine dei festeggiamenti di carnevale. Mentre a Cattolica Eraclea una rissa tra pochi ha determinato anche il blocco della manifestazione. Stamani abbiamo incontrato il sindaco di Cattolica Eraclea in questura, Santino Borsellino, in cercare di spiegare che nulla di così grave è successo e chiedere magari alle autorità di riprendere le manifestazioni di carnevale previste per oggi. Sì, si parla di disappuntate, qualche spintone, niente di particolare. Non mi risultano che ci sono persone denunciate, non mi risultano persone pronti soccorsi. Giustamente è un carnevale, quando nei paesi limitrofi non viene realizzato il carnevale, quindi si è creato un po' di GDBO venendo da Tibera per Sciacca dei paesi limitrofi. Basta chiedere divorzi perché poi tutti i ragazzini, è assurdo, ci annullare un carnevale per i bambini, perché tutto è andato bene, fino alla sperata, all'una, io ero presente in mezzo alla gente, nessuna taffaruglia, nessuna lite, perché poi succedono nel carnevale, mi ricordo il carnevale di Sciacca, disse ce n'era in quantità, ma qua nessuno, c'è qualche spintone e basta. Tutto ciò quindi c'è stata, non lo fate allora stasera, viene bloccato Io tutto, sono qua. Oppure sta cercando di risolvere qualcosa? E sto cercando qua, parlando col questore, perché non vedo l'annullamento del carnevale, perché non ci sono stati, è stato tutto tranquillo da parte mia.
qualche spintone succedono dei carnevali, come succede da Vanusa e in altri paesi succedono quando c'è un carnevale, qualche vissa, qualche spintone tra i ragazzi, poi tutti i bambini, ma niente di particolare, cioè, annullare un carnevale è veramente un peccato perché i ragazzi si divertono e così portano tutti i ragazzi del mio paese che hanno lavorato con tanti sacrifici per fare una bella festa, i genitori che hanno comprato i vestiti ai figli per cercare di fare delle ispirate, bambini di 6 anni, 8 anni, 10 anni, 16 anni, che tutti partecipano con una serata con massima tranquillità, tutto di punto bianco, senza niente di particolare, annulla un carnevale. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani a Comiso per promuovere lo sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto. Vediamo. L'impegno che manterrò è quello di trasformare, anzi implementare l'aeroporto di Comiso da passeggeri ed anche a grande trasporto merci con i cargo. Ho approfittato di questa mia permanenza qui, mi recherò tra poco a Vittoria per inaugurare l'area d'emergenza e poi vedrò alcune zone agricole danneggiate, per fermarmi in aeroporto almeno più di un'ora, una riunione utile per capire personalmente quale fosse lo stato dell'arte. Ho preso con piacere che esiste un progetto già appaltato per la trasformazione dell'aeroporto in area commerciale che comunque non contempla i cargo. Lavoreremo, faremo una riunione a breve a Palazzo Orleans dove convocherò le parti per sviluppare 2 temi: la continuità territoriale recuperando le finanze dell'emendamento Minardo e nello stesso tempo fare sistema tra SAC, Comune e Regione per fare in modo che la progettualità di massima dell'aeroporto con il cargo possa essere definita e passare poi dal progetti di massima a progetti esecutivi. La Regione è pronta a fare la sua parte e credo che sia essenziale per questa zona strategica dare a tutta la produttività agricola del comparto la possibilità di esportare i propri prodotti in tutte le parti del mondo e questo è il nostro impegno. Il medico del boss Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, finito in carcere per concorso in associazione mafiosa e falso ideologico, chiede la scarcerazione. I dettagli nel servizio. Ha presentato istanza di scarcerazione presso il Tribunale del Riesame il medico Alfonso Tumbarello di Campobello di Mazara e che ha avuto in cura per 2 anni il superboss Matteo Messina Denaro. Durante la sua lunga latitanza ha finito in carcere per concorso in associazione mafiosa e falso ideologico. La richiesta di scarcerazione è stata depositata nelle scorse ore. A fare ricorso è stato anche Andrea Bonafede, cugino, nonché omonimo del geometra, che ha prestato l'identità al capomafia finito in cella con lo stesso Tumbarello con le accuse di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. Secondo il PM Piero Padova e Gianluca De Leo, Bonafede si sarebbe occupato di ritirare le prescrizioni di farmaci ed esami clinici fatte da Tumbarello a nome del cugino, di consegnare poi al medico la documentazione sanitaria che di volta in volta il boss riceveva durante le cure, contribuendo così a mantenere segreta la reale identità del paziente, consentendogli di proseguire la sua latitanza. Tumbarello invece avrebbe assicurato a Messina Denaro l'accesso alle cure attraverso un percorso terapeutico durato oltre 2 anni con più di un centinaio di prescrizioni sanitarie, di analisi o richieste di ricovero intestate falsamente però al geometra Andrea Bonafede, mentre in realtà a beneficiarne era proprio il capomafia, assistito personalmente e curato dal dottore. Tumbarello avrebbe così garantito al padrino non solo le prestazioni necessarie per le gravi patologie di cui soffriva, ma anche la riservatezza sulla sua reale identità e dunque gli avrebbe consentito di continuare a sottrarsi alla cattura e di restare in Campobello di Mazara, a capo dell'associazione mafiosa. Adesso le docce fredde con la richiesta di scarcerazione. La nave Juventa gravemente deteriorata sotto la custodia delle autorità italiane. L'equipaggio sporge denuncia dal 2017, sequestrata e ferma al porto di Trapani. Vediamo.
L'equipaggio della Juventus ha presentato una denuncia alla Procura di Trapani per sollecitare un'indagine in merito all'abbandono e al deterioramento della nave di soccorso che è stata sequestrata nell'estate del 2017. L'equipaggio ha salvato più di 14.000 migranti in pericolo e adesso, dopo quasi 5 anni in custodia presso la Capitaneria di Porto di Trapani, la Juventus giace abbandonata, saccheggiata e in gran parte anche distrutta. Al momento rischia di affondare, rappresentando una vera e propria minaccia per l'ambiente, afferma in una nota l'equipaggio. La relazione, che ha fatto seguito all'ispezione tecnica effettuata nell'ottobre 2022, commissionata dagli armatori della nave ed autorizzata dal GIP di Trapani, indica che una volta a bordo, prosegue così la nota, è evidente che la nave si trova in uno stato di totale abbandono dalla data del sequestro, poiché non è stata effettuata alcuna manutenzione ordinaria o straordinaria. Secondo il rapporto agli atti ci sarebbe il rischio che parti essenziali della nave non siano più in funzione, mentre altre siano state del tutto rubate. In seguito a questa indagine il GIP di Trapani ha così ordinato a dicembre scorso la riparazione e la manutenzione della Juventus. Secondo Nicola Canestrini, avvocato della Juventus, l'omessa a custodia secondo la legge italiana è un reato. Ci attendiamo, dice, un'indagine approfondita che stabilisca se e chi non ha adempiuto al proprio dovere di preservare la perfetta funzionalità della nave di soccorso sequestrata dalle autorità, ormai in stato di completo abbandono. Nel comunicato si aggiunge che la Capitaneria di Porto di Trapani è responsabile della custodia della nave, in quanto tale avrebbe dovuto provvedere ad una sorveglianza adeguata. Tuttavia la nave è stata lasciata totalmente incustodita, in particolare dopo il suo trasferimento al di fuori di un'area sicura del porto nella primavera del 2021. Le autorità erano a conoscenza di una serie di eventi in cui alcuni individui si sono introdotti a bordo dell'imbarcazione commettendo furti e danni, mentre altri hanno addirittura vissuto all'interno della nave. I vandalismi e il deterioramento delle condizioni della nave sono stati denunciati più volte nel corso degli anni. Ciò nonostante non sono state prese misure adeguate. Dalla Capitaneria di Porto di Trapani al momento non è giunta alcuna replica. Sasha Girchi, imputato della Juventus, punta l'indice. Con il sequestro della Juventus, dichiara, lo Stato italiano non solo ha ridotto le capacità della flotta civile di soccorso in mare, ma abbandonando la motonave ha distrutto un bene che avrebbe potuto salvare altre vite. È un altro esempio del disprezzo per la vita delle persone in movimento e dell'ostinazione a impedirne la sopravvivenza, in un contesto in cui le politiche del governo e dello Stato italiano sono ossessionate dell'ostacolare le operazioni della flotta civile del soccorso in mare, violando direttamente e indirettamente i diritti fondamentali delle persone in movimento, compreso il diritto alla vita. Consideriamo la confisca dei mezzi di soccorso, la loro distruzione parte della stessa strategia. L'equipaggio della Juventus ha presentato una denuncia alla Procura di Trapani giusto lo scorso lunedì 13 febbraio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Tremestieri il porto insabbiato 2 volte, c'è il servizio. In attesa comunque delle decisioni sul cantiere del nuovo porto resta la gestione attuale dell'approdo e le difficoltà legate anche all'insabbiamento, una proposta che voi avete avanzato ma fino a questo momento è lettera morta. Sì, abbiamo avanzato, e ha avuto anche un iter istituzionale, cioè a dire è passata sia al vaglio della giunta allora De Luca con l'assessore Mondello e l'assessore Musolino e poi è passata anche al vaglio della commissione viabilità dove sono stati riscontrati pareri favorevoli sul fatto che Tremestieri nel momento in cui è insabbiato e quindi è inibito alla navigazione i mezzi pesanti continuano ad arrivare qui a Tremestieri in modo tale che vengono contingentati con una sinergia con la polizia municipale verso gli imbarcaderi del Porto Storico e di Rada San Francesco. Questo permette 2 cose fondamentali. La prima è la continuità lavorativa dei lavoratori del Porto di Tremestieri e la seconda è avere un traffico molto più regolare e contingentato appunto in città, in modo tale che non ci sia quell'affollamento di cui ad ogni insabbiamento la città vive. In questo momento ci sono navi che utilizzano la Rada San Francesco e Porto Storico perché lo stiamo vedendo questa mattina, appena una nell'arco di un'ora, quindi significa che non c'è una volontà forse ad applicare questo sistema, perché?
Ma guardi, a questo punto lei ha detto la parola giusta, la volontà, perché le proposte ci sono in base anche alle emergenze che viviamo quotidianamente e alle quali purtroppo ci siamo abituati, però evidentemente da parte dell'amministrazione comunale, che è in continuità con quella di De Luca, dico, non c'è la volontà politica di portare a termine proposte nell'emergenza. L'amministrazione comunale di Messina non solo non vuole ammettere, ma cerca di nasconderla come se fosse, diciamo, la polvere sotto il tappeto, solo che non si tratta di polvere, ma si tratta di un'opera che doveva cambiare Messina, dare uno sviluppo futuro e, come diciamo noi, rilanciare Messina, invece oggi si sta trasformando nell'ennesima incompiuta. Voi chiedete il commissariamento? Sì. A questo punto crediamo, diciamo senza indugi, che questa è la via maestra per andare alla soluzione, come è avvenuto anche in altri casi in Italia. Il caso più clamoroso e più, tra virgolette, famoso è quello del ponte di Genova, ma ci sono state altre circa 57 opere considerate strategiche che hanno visto questo tipo di soluzione amministrativa, che però ha portato a una soluzione rapida sia dei lavori e sia appunto poi della realizzazione delle opere. Quando parlate di commissariamento, voi chi pensate debba intervenire? La Regione, un intervento anche da parte del Governo? La questione è anche approvata sul tavolo del sottosegretario siracusano. È una, diciamo, prerogativa del Governo nazionale, quindi ci auguriamo che venga non solo sul tavolo, ma che passi da parte, ecco, di qualche scrivania, che venga poi siglata e firmata, perché quella è la via concreta, perché significa da un lato lavorare per appunto dare risposte al mondo del lavoro, che su questa vicenda ha sofferto molto e soffre, perché noi vediamo questo cantiere che davvero è un cimitero, un deserto, un fantasma, e contestualmente noi diciamo che non solo ci può essere una boccata d'ossigeno dal punto di vista occupazionale, ma si costruirà, era questa la ratio per cui è stato, diciamo, pensato un nuovo porto, la Messina del futuro, perché è una città che una città di mare che oggi non ha rapporto col mare, e quindi fermo restando, perché questo è fondamentale, il rispetto dei diritti dei lavoratori, il rispetto del contratto, dei contratti di lavoro, si debba andare verso appunto questo commissariamento, che significa da un lato snellire le procedure, dall'altro realizzare quest'opera che davvero è fondamentale. Ci dispiace che fino ad oggi non ce ne è stato parlato in linguaggio della verità, questo è l'unico aspetto che evidenzia, perché ricordiamoci, perché poi la memoria non è, diciamo, ce l'abbiamo tutti, che qualcuno aveva detto proprio da questo piazzale che nel giro di 2 anni, ma lo disse 3 anni fa, che nel giro di 2 anni era già finita l'opera. Invece, come sappiamo, siamo messi malissimo con ecco, neanche a farla apposta proprio qualche giorno fa con l'ultima mareggiata, dei 2 approdi uno è inutilizzabile, e quindi davvero una situazione complicatissima, che a fare le spese sono i messinesi. Calcio, 24esima giornata del campionato di Serie D. Canicattì Ragusa finisce 0-0. Vediamo. Mister, avete provato in tutti i modi a scardinare la difesa iblea, ma non ci siete riusciti. Sì, sapevamo delle difficoltà di questa partita. Una partita complicata come sempre in Serie D, specialmente oggi, che arrivava una squadra in fiducia, perché domenica scorsa aveva vinto al 90esimo. Abbiamo fatto una buona prestazione, secondo me ha mancato il gol, credo che il Ragusa organizzato, per quando poteva essere, non ha mai entrato in area di rigore, non ha mai tirato in porta, anche se per buona parte in 10 uomini. Di contro credo che abbiamo creato situazioni che si potevano sfruttare meglio, abbiamo non so quanti cross abbiamo messo in mezzo con Dennis, Di Mercurio e il capitano, tutti molti angoli, quindi significa che i numeri ti danno, insomma, reso conto di una partita che non siamo riusciti a vincere, ma che comunque ci prendiamo la prestazione. Un punto che fa classifica in un campionato dove ogni domenica ci sono risultati che stravolgono la classifica, e quindi non siamo felicissimi, ma siamo contenti. Mister, secondo il mio modesto parere, forse è mancato un po' di cattiveria sotto porta. No, non credo, bisogna trovarsi lì in quel momento, fare gol è difficile, è ciò per cui tutti lavorano, e quindi non è semplice.
però ripeto, credo che abbiamo dato tutto quello che avevamo, ripeto, ci teniamo il punto, non siamo felici, però ripeto, è stata una prestazione buona. Un punto che smuove la classifica. No, è un punto dove comunque mancano sempre meno partite, è un punto che tiene a distanza di sicurezza molte avversari, però è chiaro che ci tenevamo a vincere questa partita, ma non ci siamo riusciti, anche perché Ragusa, non si scopre oggi, è una buona squadra e ha molti giocatori di categoria che lo hanno dimostrato. Mister, avete letto il confronto con il Canicattì che era atteso alla prova del riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Trapani, però alla fine avete centrato l'obiettivo. Sì, intanto buonasera a tutti. Abbiamo fatto una prova di carattere perché dopo 20 minuti rimanere in 10 per il resto della partita, dopo 20 minuti del primo tempo, bisogna avere veramente grande carattere, grande dedizione al compito. Questa squadra tatticamente si è mossa bene, davanti a una squadra che era in salute, anche se aveva perso a Trapani, è una squadra che comunque veniva da un trend molto positivo, come avevo detto prima della partita, quindi avvalora ancora di più il grande ordine da questo punto di vista e la grande disciplina tattica che hanno avuto i ragazzi. Veramente li devo ringraziare per l'impegno, devo dire che l'impatto è stato più che positivo nella gara e lo abbiamo portato a termine anche con i subentrati della panchina. Questo rafforza il giudizio che ho su questo gruppo che alleno da poco, è un gruppo di persone valide, di ragazzi che cercano di migliorarsi quotidianamente. Probabilmente abbiamo perso sicuramente nella fase di attacco e anche del possesso che non abbiamo avuto e che abbiamo lasciato volutamente a loro. Abbiamo accorciato le linee e quindi abbiamo lasciato soltanto quella giocata esterna che avevamo visto in settimana. Mister, cosa rappresenta per te questo punto? Intanto per noi, perché siamo un gruppo e rappresenta il consolidamento di perseguire un obiettivo. Lo abbiamo fatto con grande sacrificio, siamo sulla buona strada e ripeto, non era facile e questo dimostra che col sacrificio possiamo raggiungere il traguardo finale, per cui devo dire che la paragoniamo in questo momento quasi a una vittoria, perché siamo umili e sappiamo che dobbiamo guadagnarci punto su punto. Mister, per concludere, un punto guadagnato, ma da sottolineare l'accoglienza che ti ha riservato il tuo ex pubblico. Sì, devo chiarire una cosa, voglio ringraziare tantissimo perché mi ha emozionato vedere le persone salutarmi in questo modo caloroso. Vorrei anche specificare che a fine partita sulla sinistra della tribuna c'era tutta la mia dirigenza e quindi l'esultanza e quindi il gesto per noi era indicativo nei confronti della dirigenza, non voleva essere assolutamente una mancanza di rispetto per la gente di Canicattì che comunque stimo, rispetto e che ancora oggi dopo tanti anni ho amici. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.